Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, giovedì 13 ottobre. È in carcere Marco Crocco, il giovane che martedì scorso prima ha cercato di portare via un carrello pieno di articoli alimentari e poi si è scatenato aggredendo i dipendenti del supermercato PAM, scagliando loro contro bottiglie e seminando il panico tra i clienti e il personale stesso. Quando successivamente sono arrivate le forze dell'ordine, gli agenti di polizia in particolare hanno cercato di convincerlo con le buone a salire in auto per portarlo in commissariato. Ha invece opposto resistenza all'arresto e ha anche danneggiato, forse involontariamente, una delle auto delle forze dell'ordine, aggravando ancora di più la sua posizione. Tra i reati ai quali dovrà rispondere in tribunale c'è anche quello della rapina impropria, come recita l'articolo 628 del Codice Penale. Oltre alla manifestazione di violenza, che solo per miracolo non ha causato lesioni importanti a nessuno dei dipendenti, che a malapena hanno schivato le bottiglie lanciate come proiettili, ci sono altri elementi che fanno sospettare che l'uomo ha delle turbative molto probabilmente dovute a delle dipendenze. Il reato di rapina impropria si è consumato dopo che i dipendenti hanno riportato all'interno del supermercato il carrello colmo di generi alimentari. Solo allora il giovane ha reagito con la violenza per recuperare le cose sottratte. Ieri mattina a Bruxelles l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, in occasione di un evento promosso nel corso dell'European Week of Regions and Cities, ha presentato i principali progetti a sostegno dei giovani che hanno contribuito alla ripresa post-pandemia. Abbiamo promosso diverse azioni regionali a beneficio di giovani e adolescenti per supportarli nel diventare protagonisti della propria vita, ha dichiarato l'assessore Lanzarin. I nostri ragazzi hanno dimostrato di saper essere innovativi, pieni di idee e capaci di realizzarle. Si sono impegnati in attività di volontariato e di cittadinanza attiva. L'European Week of Regions and Cities è il principale evento dedicato alle politiche regionali e locali in Europa, organizzato dal Comitato delle Regioni in collaborazione con la Direzione Generale per la Politica Regionale Urbana della Commissione Europea. Il Veneto è stato protagonista di una conferenza dedicata ai giovani in concomitanza con la decisione da parte della Commissione di proclamare il 2022 Anno Europeo della Gioventù. Fin dal 2017 la Regione ha istituito piani di intervento in materia di politiche giovanili, frutto della sinergia con gli enti locali. I piani si articolano in progetti rivolti ai giovani nella fascia 11-29 anni e prevedono azioni volte a rafforzare il capitale sociale dei giovani, a renderli attori e non spettatori, consapevoli delle proprie capacità, energie e potenzialità pronti a sfruttarle al meglio. La situazione sociale che si è creata con la pandemia ha colpito in particolar modo i giovani, rendendo necessarie azioni di contrasto al disagio giovanile. Si tratta di un campo in cui si devono coinvolgere vari soggetti nel territorio. Dopo la pandemia sono nate le unità funzionali distrettuali adolescenti per soddisfare il bisogno di mettere i giovani al centro, aiutandoli a ritrovare autostima. In tal senso il Veneto ha stanziato oltre 2 milioni di euro destinati alle aziende sanitarie per migliorare il servizio e prendersi carico di famiglie in situazione di disagio psicologico accelerato dalla pandemia.
Dunque, sul Corriere della Sera di martedì scorso ci sono stati due proprio paginoni dedicati all'alta velocità e in pratica parlava dei futuri sviluppi dei cantieri in corso per la TAV, in particolare nei nodi e per le tratte del Veneto che da Brescia passano per Verona, Vicenza, per poi arrivare a Padova, Venezia e poi proseguire per Trieste. Nelle varie comunicazioni c'è anche un'intervista a Vincenzo Macello, il commissario dell'alta velocità, con la quale vengono forniti lo stato di avanzamento dei lavori, i costi e i tempi di realizzazione che devono essere assolutamente rispettati per poter usufruire dei finanziamenti del PNRR. Oltre al rilievo dato dal titolo sul Corriere, con la TAV via della strada 2200 tir al giorno, che con l'alta velocità sulla tratta Brescia-Verona-Vicenza dovrebbe essere entro il 2026, da 80 convogli merci dovrebbero passare a 115, il che si tradurrebbe con circa 2200 tir che non transiteranno più per l'autostrada. E oltre a questo ci sono altri dati che dovrebbero far riflettere. Quello che colpisce in maniera significativa sono i maggiori costi dovuti all'aumento delle materie prime che arriveranno in alcuni casi a ben maggiorazione del 40%. La lettura di questi articoli ci portano a due considerazioni. La prima è che siamo in forte ritardo con la realizzazione del TAV, grazie sempre al famoso partito del no. Grazie a tutti quelli che hanno osteggiato la realizzazione della TAV, 5 Stelle in prima fila, non solo si devono sostenere dei costi molto più importanti, ma avremmo avuto per anni dei vantaggi molto importanti in termini di minore inquinamento e di viabilità autostradale. La seconda considerazione, che si riferisce al nostro territorio, c'è ancora gente, c'è ancora chi crede a chi favoleggia di una tratta ferroviaria Chioggia-Padova. Nell'intervista il commissario dell'alta velocità Macello ammette la difficoltà a reperire i fondi, servono ulteriori miliardi, non milioni, miliardi, per terminare i lavori. Come si può quindi pensare in modo realistico che ci sia la possibilità di finanziare una tratta quale un'ipotetica Chioggia-Piove di Sacco, quando, soprattutto in questo momento storico, sono in forte difficoltà a terminare la TAV del Veneto? TTG è un'opportunità per raccontare il territorio e rappresenta un networking per le imprese della filiera turistica dove possono confrontarsi le esperienze che possono essere utili per la ripresa e il rilancio del comparto turistico. In questo contesto non poteva mancare il Veneto. La fiera, alla sua 59esima edizione, è dedicata agli operatori internazionali ed è stata inaugurata ieri. Caner, assessore al turismo della Regione Veneto, ha affermato che prima partecipando al BAI Veneto e ora con il TTG di Rimini, la Regione vuole sfruttare ogni occasione utile per valorizzare e promuovere l'industria turistica regionale e diffondere la cultura veneta dell'ospitalità. I dati confermano che presto si toccheranno nuovamente i traguardi toccati prima della pandemia. Il giorno prima, nell'ambito del corso dell'Hospitality Day organizzato da Teamwork, si è svolta la premiazione dell'11ª edizione degli Hospitality Social Awards, un'iniziativa a premi, la prima nel suo genere, dedicata alle eccellenze del social media marketing nel turismo e nell'ospitalità. Un ottimo risultato per due strutture ricettive venete, Camping Marina di Venezia nell'extra alberghiero e Union Lido di Cavallino Treporti nel ricettivo alberghiero, distinguendosi tra numerosi concorrenti. Sono successi che rappresentano la filosofia e la capacità imprenditoriale degli operatori veneti, sempre attenti all'innovazione, alle nuove tendenze e a un mercato in continua evoluzione come quello del turismo, ha concluso Caner.
Buongiorno, siamo alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi volevo ricordare che noi qua continuiamo a fare lo SPID che si dimostra utile per entrare sui siti della pubblica amministrazione. Per farlo dovete venire con la carta d'identità e la tessera sanitaria. Al posto della carta d'identità potete venire con la patente, basta che sia in corso di validità. Dovete venire con il vostro cellulare che abbia la possibilità di installare le app, e con la vostra mail personale. Lo SPID è personale, per cui potete usare soltanto una mail vostra. Dopodiché venite e ci arrangiamo tutto quanto noi. Veritas avvisa che per sabato 15 ottobre Fiadel ha indetto un'assemblea del personale dei servizi di igiene urbana. Di conseguenza, nel territorio del comune di Chioggia, alcuni servizi potrebbero subire ritardi o non essere del tutto eseguiti, quali la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade. Veritas invita quindi i cittadini a non abbandonare rifiuti per strada, un invito che dovrebbe essere superfluo e che dovrebbe valere per 365 giorni l'anno. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 13 ottobre, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!